siamo qua per difendere le istituzioni cittadine, siamo qua per difendere il Burlo, per difendere la sanità locale e per difendere la pineta di Catinara. Grazie a tutti voi per l'impegno che avete profuso in questi anni. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sposato questa causa perché ci crediamo profondamente. L'assessore Riccardi ha detto di essersi trovato sulla propria scrivania un progetto, però a cui sta dando seguito, che ha presupposto anche una spesa pubblica, visto che sul Burlo sono state impegnate delle spese, sono dei soldi pubblici proprio per l'abbellimento, per l'ampliamento. Pertanto siamo contrari a questo svilimento, così come siamo contrari all'abbattimento di 400 alberi sani che costituiscono, come è stato detto, un polmone verde. La sanità va difesa sempre, e la pineta di Catinara è il simbolo della salute, il simbolo di una salute che va protetta all'interno di un ospedale. Ecco perché continuiamo a lottare perché la pineta vada tutelata.